Un bando della Regione Veneto da 540.000 euro per la digitalizzazione delle imprese ricettive e dell'offerta turistica dell'intera provincia di Verona. È quello che si è aggiudicato la Destination Verona and Garda Foundation, che al prossimo TTG di Rimini dal 9 all'11 novembre andrà a presentare a livello nazionale e internazionale. La DVG andrà a creare una nuova piattaforma digitale che integra e supporta i portali delle destinazioni già preesistenti e dei 4 marchi d'area Scaligeri e che sarà integrata al DMS regionale, l'architrave digitale che consente di gestire tutte le DMO del Veneto. Col bando Smart Tourist Destination entriamo in quello che è una capacità di rafforzamento dell'attività della Fondazione secondo appunto i voleri che poi Regione Veneto spinge continuamente, cioè passare da quella che è la promozione e la comunicazione a quella che è definita promo-commercializzazione, che in parole povere sostanzialmente è la capacità di vendere al turista in 3 click, come è abituato a comprare e a vendere tutti i giorni, e ad avere una capacità della destinazione di ragionare ormai come un'azienda, quindi di andare a lavorare sui prodotti, quindi la tecnologia ovviamente non esaurisce il discorso che dietro ci debba essere la costruzione poi del prodotto turistico. È un passaggio che altre destinazioni hanno fatto da quasi 10-15 anni, quindi quello di andare sempre di più da passaggi da promozione a governance e promo commercializzazione. Non dimentichiamo che la capacità poi di vendere significa anche cominciare a gestire i flussi, quindi la capacità di cominciare a pensare e a lasciare tutte quelle che sono spesso notizie che riempiono i giornali e dare una risposta. Quindi la Fondazione è oggi la risposta per il territorio, per il modello Veneto, ma anche, insomma, mi permetto di dire per altre realtà che a livello italiano stanno guardando questa destinazione, la risposta alla voglia di governance, di flussi turistici e di tutto quello che riguarda l'offerta turistica. DVG che ha già iniziato il lavoro di pianificazione e di creazione del contenuto. In che modo? È sempre lo stesso direttore Caputo a spiegarcelo. Intanto tour a partenza garantita, quindi abbiamo fatto un grande lavoro con gli operatori per portare oggi a più di 300 esperienze, 350 esperienze abbiamo mappato insieme a loro, anche nei territori, quelli che spesso non si sentono turistici, in realtà stanno dando delle grandi risposte quando fai un lavoro poi con i territori, quindi abbiamo creato il primo catalogo Visit Verona Garda, che di fatto è la premessa per andare, poi lo presenteremo a TTG, che è la premessa che vedremo anche oggi, che è poi quello che nutre il sistema di vendita, che è il DMS regionale tecnicamente, ma poi di fatto è la capacità, proprio come dicevo prima, di acquistare il tour, l'attività. Grazie alla partnership con Mastercard nel progetto sarà integrata per la prima volta in Veneto la capacità di spesa turistica, strumento di analisi del dato interessante anche in vista delle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sempre in questa spinta insomma innovativa, perché l'innovazione porta innovazione, no? Poi il gusto di essere anche una prima destinazione pilota che sta sperimentando anche l'uso dei dati. Non dimentichiamo che Regione Veneto per prima ha spinto sulla capacità di comprensione dei dati non solo come comunicazione, ma soprattutto come capacità di comprensione del fenomeno turistico per prendere scelte strategiche con l'OTRF, e quindi, diciamo, in collaborazione con l'OTRF e con l'Osservatorio regionale abbiamo sviluppato l'Osservatorio turistico Verona Garda, che già dà dei report, facciamo dei report con i sindaci, con gli operatori mensilmente ogni 2 mesi, dove riportiamo il movimento nell'alberghiero, nell'ex alberghiero, su quello che si viene detto sui social, e adesso uniremo per la prima volta insieme a un progetto con Regione e con Dolomiti Bellunesi proprio un progetto pilota proprio in vista anche delle Olimpiadi per capire anche l'impatto. Quindi è un progetto che nasce per la prima volta in Veneto con Mastercard per capire insomma anche la spesa turistica, anche quello rientra nel capire che ormai arrivi e presenze spesso non dicono del benessere di una destinazione, ma si cominciano ad affiancare altri elementi che possono per esempio prevedere il fatto che abbiamo meno turisti da un certo mercato geografico, magari spendono di più, e quindi lo possiamo dire dati alla mano.